nostalgia dell'amare che la fiola senza far dettare al fiol. Migrazione all'ignoranza, migrazione alle paura di chi resta e non la cura del suo ben. Migrazione all'anemia del tuo sangue che va via a dar anima a quel corpo che non forza ma fervel. Migrazione chi subisse, migrazione chi che resta e non opera la testa per pensare. Migrazione alle cadena, migrazione alle condanna, per star qua e aspettar la mana senza aver neanche signor. Migrazione alle miseria, migrazione cattiveria del foresto che ne ciuccia e non ne dà. Migrazione chi non sogna, migrazione chi non lo sa, forse in fondo par qualcosa della vita le chiama. Migrazione chi non vede, migrazione chi che aspetta, gli altri vende la careta senza dar. Migrazione smentegarse, migrazione non impegnarsi e lasciarsi andare in fondo senza mai cercare al sol. Migrazione chi non crede a qualcosa che ne viene. Un caloroso saluto a tutti gli emigrati. La copertina di questo primo numero del videogiornale è dedicata ad un rito antichissimo, una tradizione che puntualmente si ripete con l'arrivo della primavera, la transumanza. Il ritorno dei greggi alla montagna passando, anzi ripassando, per le campagne, i paesi, i prati in fiore. È l'eterno ritmo delle stagioni che regola le abitudini e gli umori dell'uomo. Noi cercheremo di scoprire se l'uomo del Veneto ha ancora un rapporto con il proprio ambiente, con la propria storia, le proprie tradizioni, in una parola, con se stesso. È tempo di primavera, di rinnovamento, di passaggio. Il simbolo è il fuoco, come vedremo in alcuni servizi. Fuoco però che non distrugge, ma offre speranza. Passiamo ora al primo servizio. Si tratta di un'intervista ad un immigrato dopo la recente legge sugli stranieri clandestini nel nostro paese. È un immigrato, è uno dei tanti che hanno scelto l'Italia per sfuggire alla fame, alla miseria, alla disoccupazione del proprio paese. Come migliaia di trevisani, bellunesi, vicentini, padovani, friulani, fino a una trentina di anni fa. A 20 anni viene dal Senegal e vive con altri amici a Piombino Dese. Campa vendendo vasi di ottone, elefanti di legno, noci di cocco intagliate. Per quanto riguarda la gente, come ti tratta la gente quando vai in giro a portare la tua roba? Hi ha di gente fai comprare e scattare noi. Ma hi ha di gente qua in Italia molto bravo, ma hi ha di gente intelligente, hi ha di gente poco intelligente qua. Perché le gente non comprare dito dove sei, cosa fai qui in Italia. Italiani brava gente, dice. Bravi anche a quelli del governo, aggiunge, perché finalmente gli hanno tolto la paura, quella morsa di angoscia che scattava ogni volta che vedeva una divisa. La paura. Quanti emigranti si riconoscono in questa testimonianza? Prima andate, non è regola. Paura qua, paura. Perché hai visto i carabinieri? Prima i carabinieri devono andare carte soggiorno. Prima io ho visto come fanno i carabinieri in strada, io ho paura, perché io non è regola. Il senatore Angelo Pavan è sottosegretario agli interni, oltre che sindaco di paese. La nuova legge per gli stranieri residenti in Italia, dice, è stata un atto dovuto, una necessità per riparare a molte, troppe situazioni di ingiustizia e di sfruttamento nei confronti degli immigrati. Disoccupati ne abbiamo anche noi. E quindi credo che non si debba esaminare solo da questo punto di vista. Credo che debba essere esaminato invece nello spirito di solidarietà e di accettazione che l'Italia ha verso gli altri, cioè i cittadini di altri popoli.
il lunedì di Pasqua. La gente si diverte facendo picnic sul greto del fiume più famoso d'Italia, il Piave, le Grave del Piave per la precisione. Mentre tutti cercano di non annoiarsi, per loro, i marocchini, oggi è un'occasione di lavoro e di umiliazione. C'è la legge sull'immigrazione, è vero, anche i marocchini si sono messi in regola, ma non hanno un padrone, sono commercianti o meglio venditori ambulanti. E questo la legge non lo prevede. Se vogliono restare, devono essere assunti da un imprenditore. E chi li vuole? Così rimangono abusivi. A far rispettare la legge ci pensa per il momento il vigile che ordina di far fagotto. Rimettono tristemente la merce nelle scatole, mentre la gente, i clienti, si disperdono. È uno dei tanti problemi lasciati insoluti dalla nuova legge. La paura, dunque, non è stata sconfitta completamente come la nostalgia di casa, l'inguaribile malattia dell'emigrato. Tutta la giornata io ritorno a casa mia. La provincia di Belluno è una provincia tutta fatta di montagne. Una vecchia guida storico-geografica così descriveva questa splendida regione. Una teoria di guglie, di picchi rocciosi, di boschi e di prati, di lindi paesi dai balconi fioriti di rossi geranei e di valigiani operosi. È rimasta così. Una splendida terra dove vivere è realmente una fortuna. Ed è comprensibile lo stato d'animo di angoscia di chi era costretto ad emigrare. Furono molti i bellunesi che fecero la valigia colpiti dalla malattia dell'emigrazione. Così la definiscono i Belumat nella canzone che accompagnava le immagini di copertina e che riproporremo alla fine di questo lavoro. Abbiamo scelto proprio Belluno per iniziare la nostra inchiesta sulla tolleranza. Ci recheremo poi a Venezia, Padova e Vicenza. Che cosa pensa la gente di Belluno a proposito degli emigrati che cercano lavoro in Italia? Le interviste sono state raccolte dal nostro redattore Tino Giacomin. Se c'è lavoro anche per loro che lo facciano. Scusate se vi disturbo, dareste lavoro a un lavoratore straniero? No. Tu? Sì. No, perché? Perché no, sta nel suo paese per lavorare. Beh, diciamo che non ho discriminazioni. Tu? È lo stesso. Cosa pensa di questa gente che viene a lavorare nella nostra provincia? Penso che tutto il mondo è paese, tutti abbiamo bisogno. Sono stato tanto all'estero anch'io e sono stato sempre ben accetto. Ma prima io impiegherei i nostri, insomma. E lei, signora? No, io non sono contraria, anzi. Prima i nostri qua, va. Lei? Prima i nostri e poi dopo lo straniero. Se neanche per gli altri va bene, chi venga, ma dopo i nostri però. Tu daresti lavoro a uno straniero? Darei lavoro straniero. Senza nessun pregiudizio? No. Perché il lavoro se si cerca c'è. Ma io penso che non ci dovrebbero essere dei problemi a dare lavoro agli stranieri, anche perché anche noi siamo, soprattutto in queste zone del Veneto, emigranti in giro per il mondo e dobbiamo pagare lo scotto di tanti pregiudizi nei nostri confronti. I giovani più intolleranti degli anziani? Forse la paura della disoccupazione può spiegare molte cose, ma la maggior parte dei bellunesi non dimentica la propria storia. Lasciamo comunque le montagne del Bellunese per andare incontro ad altre montagne, quelle della Svizzera, dove ci siamo recati per questo servizio. Svizzera significa, come Belluno, soprattutto montagna, oltre che per noi veneti emigrazione. Vuol dire anche musica, canzoni italiane si intende. Ed è proprio in occasione di un incontro con gli emigrati, organizzato dalla sezione dei Trevisani nel mondo della città di Wil verso la fine di marzo, che abbiamo avuto modo di conoscere il coro alpino di Toggenburg, un gruppo affiatato che da 20 anni svolge una preziosa opera di diffusione della cultura italiana nella Confederazione Elvetica. Pensa sempre al suo
coro che 20 anni fa si è messo assieme con parecchi emigranti e da allora 14 anni di fila è sempre stato fatto nel Toggenburg. Poi parecchi italiani sono rientrati in Italia, c'era un coro a Franfeld e questo coro di Franfeld si è gemellato con quello del Toggenburg ed ora è 6 anni che noi facciamo le prove a Ville, qui. Di che regioni siete? Allora, c'è dalla Sicilia fino a Udine, Belluno e il maestro è di Bolzano. È un coro italiano? È un coro italiano completamente di emigranti, completamente, e ci sono tutte le regioni dell'Italia, dagli Abruzzi, dalla Sicilia, ci sono tutti dentro. Ecco, la musica che cosa significa per voi? Per noi la musica significa la nostra patria, essendo noi qui all'estero, emigranti, ormai per esempio io, è ormai da 36 anni che sono qui, sono partito giovani, i bisogni c'erano pieni di debiti, siamo venuti in Svizzera e la musica, le nostre musiche italiane per noi è la vita, facciamo dei sacrifici enormi. Hanno cantato non soltanto per i trevisani, i veneti, ma per tutti gli emigrati presenti alla festa. Una festa annuale che raccoglie amici, parenti, conoscenti provenienti da ogni parte della Svizzera. Un'occasione per stare insieme, per rinsaldare i vincoli di amicizia, per ritrovare l'unità di cui c'è tanto bisogno. Gli svizzeri apprezzano questa musica, questi canti? Io credo che può aver visto lei stesso questa sera. Sono buoni. Ci sono parecchi, svizzeri ci sono parecchi. E io credo che gli applausi più grossi sono i loro, anche dei nostri italiani, sì, senz'altro, ma sono dei loro che loro l'apprezzano veramente, specialmente per loro quando sentono la Montanara, per loro gli scoppia il cuore. Da Ville a Zug, famoso centro industriale e commerciale della Svizzera. Qui si è riunito il 28 marzo il Comitato di Associazioni per Emigrati che fanno capo al CAVES, Comitato Associazioni Veneti Emigrati in Svizzera. Molti gli argomenti all'ordine del giorno, dal rinnovo del Consiglio direttivo al ruolo delle associazioni che rappresentano i nostri connazionali all'estero, ai problemi dei giovani, ai diritti e doveri dei lavoratori. Luigi Frigo, vicepresidente dell'ULEV, Unione Lavoratori Emigrati Veneti, ha parlato di irrequietezza e di incertezza, sentimenti che rendono poco serena la vita dell'emigrato. Perché questo disagio? Molti ci hanno riferito circa il conflitto a volte drammatico tra genitori e figli. I genitori non rinunciano al progetto di tornare alla terra d'origine, ma temono di essere abbandonati dai figli che si sono inseriti nel nuovo ambiente. Di qui una frattura tra generazioni, tra nostalgia e necessità di accettare la realtà. Una frattura che rischia di travolgere tutti. Come ti chiami? Mario. Mario, conosci, senti la lingua bene, la capisci bene l'italiano oppure no? No. Ma anche se nati in Svizzera ed educati alla scuola elvetica, i giovani non dimenticano le proprie origini. Che cosa pensi del tuo paese? Non questo paese... Sì, ho capito, il mio paese anzi lei quello, non è questo per me. Mi lo trovo bene, vai là 2 o 3 settimane all'anno e insomma mi trovo anche massa bene. Lei che vorrei vedere come lavoro è qua e là, ma comunque se no non è male. Vorresti tornare? Non so perché la moglie è svizzera, allora c'è sempre problemi da quel, ma comunque insomma se l'occasione che vorrei tornerei. Venezia, città unica al mondo che non ha bisogno di presentazioni.
città del mare, dei ponti, delle opere d'arte, della gente che è costretta a guardarsi in faccia e toccarsi. È la magia di Venezia, città aperta a tutte le razze e a tutte le culture. Ma è davvero la capitale mondiale? Ascoltiamo a questo proposito le risposte dei veneziani alla domanda relativa agli immigrati in cerca di lavoro. E la vita che cos'è? È un ritornello. Cosa ne dice dei lavoratori stranieri che vogliono trovare lavoro qui da noi, nella nostra provincia? Sono favorevole perché penso che tutti debbano lavorare. Ma per me può anche andare bene, basta che voglia lavorare. Non è che portano via lavoro a noi? Insomma, in linea di massima penso che no, insomma. Anche perché qua se si lascia da fare c'è lavoro per tutti, insomma. Lei darebbe lavoro a un immigrato magari bravo, straniero? Ma cerco prima in casa. Ma penso che dovrebbe lavorare anche loro come noi, una cosa giusta. Come che noi andiamo all'estero, penso che sia una cosa giusta che vengano a lavorare qualche loro. Ben vengano se hanno voglia di lavorare. Restiamo a Venezia. Facciamo un salto indietro nel tempo a febbraio. Ed ecco la città che sta coltivando con scrupolo e severità storica il proprio passato, che viene ridisegnato, rivissuto così come infatti la tradizione carnascialesca dei secoli passati voleva. Re Carnevale dunque è stato resuscitato per la gioia dei turisti prima di tutto, ma non solo per questo. È risorto un mondo che sta dentro di noi, dentro la gente, oltre il confine sottile della ragione. È lo spazio della lucida follia e delle emozioni. Non a caso, nell'ultimo giorno della grande kermesse, è stato eletto un ragazzino re dei pazzi, che doveva soprintendere allo scontro finale tra la Quaresima e il Carnevale. Anche questo folklore è significativo per la nostra regione, che non intende rinunciare alla propria identità. Venezia resta capitale culturale del mondo. Quest'anno, per sottolineare questo carattere universale, sono giunti a rendere omaggio al Doge risuscitato gli ambasciatori di ben 11 paesi. La maschera dipinta sui volti è riuscita a sciogliere quella che ci portiamo addosso ogni giorno. L'incrostazione della routine che ci aveva privato del gusto della trasgressione e dell'originalità. Proseguiamo con le tradizioni e la voglia di stare insieme. L'occasione è offerta da una speciale cerimonia di metà Quaresima. È il rito del rogo della Vecia, che ha avuto luogo un po' ovunque nel Veneto. Le stravaganze del Carnevale sono finite da qualche settimana. È tempo di penitenza, secondo la tradizione cristiana. Una volta la penitenza era autentica, oggi è tempo di abbondanza, le vacche sono grasse, talmente grasse che avevano fatto dimenticare simili appuntamenti. Questo fino a una decina di anni fa. Ma gli archetipi non si lasciano uccidere facilmente. Così sono riprese ovunque le tradizioni millenarie del fuoco. Il Palévin, prima, che segna la morte del sole nel solstizio d'inverno, il rogo della Vecia poi, che significa la fine delle negatività, l'esorcismo delle cose brutte del passato, ma anche di quelle apparentemente belle. L'esecuzione è preceduta da un processo sommario alla Vecia, con un tribunale composto da un presidente, un pubblico ministero e un avvocato difensore. Il pubblico ministero elenca tutte le malefatte della povera Vecia, i guai politici, la cattiva amministrazione, le disgrazie dell'anno scorso. L'avvocato tenta una blanda difesa, alla fine il verdetto che è sempre di condanna. Al rogo. La festa continua con l'offerta di cibo e vin brûlé per tutti. Dalle ceneri rinascerà l'ottimismo e la gente potrà continuare a sorridere in compagnia.
Al rogo quest'anno abbiamo mandato un monte di problemi, da Chernobyl alla disoccupazione, all'AIDS, che sia pure in misura ridotta è presente anche nella nostra regione. Abbiamo bruciato anche le discriminazioni e il razzismo? Per la risposta ci siamo recati a Padova. Dopo una telegrafica presentazione del nostro redattore, vedremo il servizio registrato per le strade e le piazze della città. Dal mare della città unica al mondo alla pianura del Padovano. Siamo a Padova, città le cui origine risale molto indietro nel tempo, si perde nella leggenda. Città sede dell'università, una delle più antiche università d'Italia dopo Bologna. Città del Santo, conosciutissima, famosa soprattutto per questo. Sant'Antonio, nato circa 700 anni fa, venuto da Lisbona in questa città, in un ambiente sconvolto dai dissidi, dai contrasti. Sant'Antonio può essere considerato quindi come un immigrato. E a proposito di immigrati, come reagiscono i padovani oggi di fronte alla richiesta di lavoro di questa gente? Ascoltiamo le risposte. Penso che se ci danno da fare e hanno la volontà di lavorare, penso che dovrebbe essere lavoro anche per loro, visto che non ci sono problemi di lavoro oggigiorno, se uno ha veramente volontà di lavorare. Sì, indipendentemente che siano stranieri o meno, cioè io li assumerei in base a quello che valgono come persona. Senti, tu daresti lavoro a un immigrante straniero? Sì, perché penso che anche per loro ci sia possibilità di vivere qui e di lavorare qua. Sì, perché no? Da lei anch'io lavoro se ha tutte le carte in regola, insomma, se ne ha veramente bisogno. Nessuna preclusione verso gli stranieri, però una cosa è certa, in Italia siamo oltre 2 milioni di disoccupati, capisci? Come no? Perché? E sentiamo anche noi, fuori all'estero, sono stato anch'io, fuori all'estero, tanti anni, invece che mi ha dato lavoro, come può dare lavoro anche io? Ai stranieri no? Lei darebbe lavoro a un immigrato straniero? Come no? Io sono straniero. Pochi i pregiudizi nella città del Santo. Se preoccupazioni ci sono, riguardano soprattutto il lavoro per i locali, la disoccupazione. Con queste premesse quindi non dovrebbe essere difficile proporre da parte della Regione Veneto una politica di intervento a favore degli emigrati e degli immigrati. A questo proposito ascoltiamo l'intervista di Riccardo Masini. Ci troviamo ad Asolo, dominata dalla caratteristica rocca di epoca romana, città della regina Caterina Cornaro di Leonora Duse, costruita sul vertice di una morbida collina, una meravigliosa cittadina del Trevigiano dove la poesia è di casa. Qui è stata ospitata la commissione della Consulta Veneta per l'Emigrazione che si è riunita il 4 aprile per discutere dei problemi degli emigrati e degli immigrati. Si è parlato, ci ha detto il presidente Anselmo Boldrin, della legge quadro della Regione Veneto che è stata imitata e apprezzata in tutta Italia. È una legge che prevede aiuti e interventi a favore di chi ritorna. Legge quadro, importante strumento per l'immigrazione, dove secondo lei ha tenuto fede alle attese e dove invece ha deluso? Ma come tutte le leggi quadro si tratta di attuarle come legge che ha veramente impostato tutto il problema dell'emigrazione. È un fatto che è stato apprezzato in tutta Italia, perché tutte le regioni della nostra Italia hanno un po' valorizzato la nostra legge quadro, che è stata la prima per la verità in Europa. Dove ha funzionato? Ha funzionato soprattutto in una rappresentanza del mondo dell'emigrazione a livello delle regioni. Quello che facevano un po' le associazioni, che facevano le istituzioni pubbliche al di là e al di sopra degli immigrati, finalmente oggi abbiamo la viva voce dei nostri immigrati, i quali assieme fanno i programmi, cercano di vederne l'attuazione e per quanto riguarda il mondo dell'emigrazione, in una valorizzazione dei problemi culturali, in una valorizzazione dei problemi economici, proprio diventando loro stessi ambasciatori un po' di quello che è la nostra regione, la nostra patria nel mondo estero. E per i rimpatriati mi pare che anche qui la nostra legge quadro abbia previsto veramente delle forme che non chiamo più di assistenza, ma di solidarietà nei confronti di questi che dopo magari 20, 30 anni, 40 anni vissuti fuori vogliono finire la loro esistenza nella patria, nella regione che ha dato loro i natali.
Ci sono manchevolezze nella legge, ha detto Boldrin, ma siamo venuti in questo incantevole posto, che si chiama Asolo, proprio per discutere su come modificarla. Restiamo sempre in tema di iniziative per gli emigrati. Una buona notizia ci viene offerta dal presidente della provincia di Treviso, Lino Innocenti. Ma dice un proverbio cinese che mi pare molto vero, che 100 cose raccontate valgono meno di una cosa vista. Io sapevo già, mi era stato detto da altri, dell'attaccamento degli emigranti alla terra di origine e dall'entusiasmo con cui questi emigranti accoglievano le autorità trevigiane che vanno a visitarli. Devo dire che, vista di persona, la cosa mi ha impressionato moltissimo. Mi era stato detto, ma non credevo veramente che l'attaccamento dei trevigiani nel mondo fosse così forte riguardo alla loro provincia. Sono stato a Buenos Aires, sono stato a La Plata, sono stato a Cordova, sono stato a Mendoza, nel Brasile sono stato a San Paolo e a Rio de Janeiro e devo dire che ovunque ho trovato un grande entusiasmo e un'accoglienza veramente commovente, di cui tra l'altro sono profondamente grato. Che cosa ho scoperto? Ho scoperto la ricchezza dell'immigrazione. Per l'Italia questa immigrazione è stata una ricchezza non solo per le rimesse che, come si dice, gli emigranti fanno al loro paese, ma per il significato non solo economico, non solo culturale, ma anche politico che questa emigrazione è venuta ad assumere. Io credo che l'Italia debba profondamente riflettere, non solo la provincia di Treviso, l'Italia, sul come mantenere i contatti, i legami con gli italiani che, sparsi in tutto il mondo, si sentono ancora profondamente italiani. Se c'è un'iniziativa che, tra le molte che si sono prospettate, che è nata durante il mio viaggio nell'Argentina e in Brasile, è stata quella di una casa, di creare in provincia di Treviso una casa, un soggiorno, dove i figli dei nostri emigranti, quelli che ormai sono stabiliti permanentemente nei paesi di emigrazione, è una casa in cui questi possono studiare e alloggiare venendo in Italia, cioè che un luogo che gli offre un soggiorno, un luogo dove possono alloggiare, dove possono vivere, ma dove soprattutto possono anche studiare la terra di origine. Proprio in questi giorni la giunta provinciale ha individuato in Asolo, nella splendida città di Asolo, un edificio che potrebbe diventare questo soggiorno di studio e di accoglimento per i nostri figli di emigranti, e stiamo operando, concretamente operando, perché questo progetto diventi una realtà. Il presidente Innocenti ha parlato del progetto di una casa per chi ritorna. Loro invece sono tornati, ma non definitivamente, giusto per dare un saluto a chi è rimasto. Vengono dall'Australia con il cuore gonfio di gioia e gli occhi lustri. Sono stati intervistati da Riccardo Masini, vicepresidente dell'associazione. Veniamo qua per prima cosa ai genitori e dopo la terra nativa diremo no, non si può mai dimenticare dove si è nati. Sono ritornato, purtroppo non ho i genitori, però ho una sorella, nipoti e amici, e ogni tanto mi piace ritornare alla mia patria perché credo che, come sarà per tutti, è la miglior terra. È casa nostra, da là non si scappa. E purtroppo un po' lontano la nostalgia è sempre grande, ecco. E quando mi sono all'Italia mi vengono i grigioni. 30 anni fa fu girato un film sulla durissima vita della gente che restava, le mogli degli immigrati, i figli, i parenti. Autore del testo è Teofilo Gobbato, prezioso personaggio dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Il film dura una decina di minuti ed è stato realizzato a Sernaglia della Battaglia, che si trova sulla sinistra del fiume sacro alla patria, il Piave. Inizia con l'arrivo della salma di un emigrato deceduto in Francia, che viene accolto da un apposito comitato. Per una famiglia è la fine del sogno della casa. Tutto il filo del dramma è tenuto insieme dalla figura solenne del parroco. Si tratta di un raro documento cinematografico che rievoca la vita, le situazioni all'interno di un paesetto della Marca 15 anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Presentiamo il film nella sua globalità,
sia per la sua eccezionale bellezza, ma anche per il suo valore storico. Infine vogliamo in questo modo rendere omaggio a tutti coloro che in quegli anni durissimi c'erano. Monsieur, maglia? Sempre dritto, signor. Qualcuno è tornato da molto lontano, innanzi tempo. Sono ad attenderlo gli uomini della comunità emigranti, che lo scortano alla vecchia casa. Cosa ha avuto? Bisogna sempre coraggio, perché questo mondo tocca di più. Coraggio, coraggio. Era partito assieme a centinaia d'altri, costretti a lavorare lontano da casa per 10 mesi all'anno, a volte per tutta la vita. È tornato solo, ma non è rimasto solo. Come sempre, gli uomini della Piana hanno compreso che è giusto che chi muore lontano trovi riposo nella propria terra, anche quando volontà, lavoro, coraggio non bastano a vincere la sfortuna e la sventura. L'unico punto fermo nel suo cammino era la sua casa, la casa tutta nuova, la casa che aveva lungamente sognato, che aveva disegnato. È rimasta incompiuta. La sventura lo ha fermato quando avrebbe potuto aggiungere la sua a questo gregge sempre più vasto di case sorte attorno al campanile. Case che spesso, quasi a significarne il duro prezzo, rispecchiano l'ambiente svizzero o savoiardo dove le hanno conquistate. Ciò accade alla Sernaglia, un paese come tanti altri, ove da molti anni gli uomini emigrano in Francia e in Svizzera, ove i padri conducono sulla stessa strada di lotta silenziosa e tenace i figli.
donne non si limitano a tenere acceso il fuoco della casa, ma per un senso di orgogliosa solidarietà aggiungono il frutto del proprio lavoro a quello dei loro uomini. Un paese dove chi rimane lavora con la stessa tenacia di chi è lontano. Ove la gioventù s'abbandona agli svaghi comuni a tutti i ragazzi. Darling, till you kiss me. Kiss me. Kiss me. You won't feel what I've been feeling, and you won't know why my heart goes beating when we say hello. Make me miss you. Miss you. Miss you. Un paese come tanti altri. Ma ove grava, per questa grande e numerosa lontananza, il senso oscuro di una persistente minaccia. Ove basta un incontro tra il sindaco e il parroco, perché le donne avvertano la verità. Un altro uomo è morto di là delle Alpi.
Teofilo Gobbato, autore del testo del documentario che abbiamo appena visto, è stato intervistato dal nostro redattore Tino Giacomini. Vediamo insieme il servizio. Molti sono caduti nelle trincee proprio del lavoro e siamo riusciti a riportare qui le loro salme da tutto quanto l'Europa, questa gente che moriva con molta troppa facilità, anche perché iniziavano un mestiere che non avevano mai fatto, non per superficialità come si dice, ma proprio per incompetenza specifica del mestiere del minatore. Molti ci hanno lasciato la pelle e sono qui adesso tutti quanti riportati a riposare, queste povere spoglie nella terra dei padri, a dimostrare proprio che cos'è la vita, che cos'è la guerra, che cos'è il lavoro, che cos'è la pace. Sono domande che rischiano sempre di restare senza risposta. E la canzone del Piave. Sono note famose che richiamano ricordi di sofferenza, miseria, fame, guerra. La Grande Guerra, il Guerrón, come dicevano i nostri vecchi, che si concluse in 1918 su questo fiume con una montagna di morti. Morti di entrambi i fronti, Germania, Impero Austro-Ungarico da una parte, Inghilterra, Francia, Belgio, Russia dall'altra. La rubrica dedicata alle notizie questa volta è stata riservata ad una storia di guerra scritta in questi luoghi e conclusa in questi giorni. È la storia di un nemico ungherese, Ivan Kirali, giovane ufficiale, classe 1894, che arrivò fino alle sponde di questo fiume dopo la sconfitta italiana di Caporetto. L'artiglieria della sua divisione aveva martellato per mesi i paesi della sinistra Piave, riducendo le case, le chiese e i campanili in briciole. Anche questa chiesa era stata distrutta, la chiesa di Falzè, una frazione di Sernaglia, terra di emigrazione, come abbiamo visto nel film. Ivan non era felice di quello che aveva fatto, come del resto non erano felici i soldati italiani. L'ufficiale trova tra le macerie un candelabro, lo prende come ricordo e lo porta nella sua casa in Ungheria. Per 69 anni l'ex ufficiale vive con il candelabro, i suoi ricordi ed una sottile colpa, fino a quando la televisione ungherese trasmette un film documentario sul Piave. Kirali ha un'idea: restituire alla chiesa di Falzè il vecchio bottino di guerra. Domenica 3 maggio l'anziano 93enne consegna nelle mani del parroco di Falzè, Don Fortunato Candiago, il simbolo della riconciliazione. Una cerimonia commovente alla presenza di tutto il paese. È un gesto altamente simbolico, ha detto il parroco, che significa pace. Pace grazie alla luce della ragione, la luce della fede nei valori dell'uomo. Un uomo capace di vincere le guerre per restituire ai propri figli il diritto di possedere il futuro. A 70 anni di distanza il piccolo paese di Falzè ha riconfermato la sua pace con l'Ungheria, ricordando gli orrori di una guerra che nessuno aveva voluto, come dirà il professor Andrea Zanzotto, da Pieve di Soligo, considerato uno dei più grandi poeti contemporanei. Ascoltiamo l'intervista raccolta dal maestro Teofilo Gobbato. Certo, è un fatto molto bello, in senso assoluto, perché pone un'ulteriore via di comunicazione tra genti che in fin dei conti non solo non hanno mai avuto direttamente nulla di ostile tra di loro, ma addirittura sono state trascinate per i capelli a entrare in conflitto, perché gli ungheresi, non dobbiamo dimenticarlo, sono stati vicinissimi all'Italia e agli italiani durante il Risorgimento. C'è stata una vera fraternità d'animi tra italiani e ungheresi contro la dominazione austriaca in quei tempi. Il fatto più assurdo è stato quello che durante la Prima Guerra Mondiale italiani e ungheresi si siano trovati in un conflitto tra i loro due popoli che sicuramente nessuno dei due voleva, nella fattispecie tra
Italia e Ungheria. Quindi mi sembra una manifestazione del tutto spontanea e naturale che, pur arrivando così in una forma anche misteriosa, come per canali sotterranei dopo tanti anni, ha una sua bellezza. Ecco, qui siamo davanti al Montello dove si sono svolte tutte quelle terribili battaglie e che ha in sé, dico il Montello, sempre un'aura sacra e misteriosa, proprio per questo sangue che vi è stato versato e anche per ciò che ha significato, in fin dei conti, in una lunga tradizione storica precedente, che si proietta fino all'oggi, che proprio qui, in questa zona, dove gli scontri sono stati più violenti e conclusivi poi anche della guerra, si sia svolto questo incontro, che non chiamerei assolutamente cerimonia, tanto è stato spontaneo, questo riportare un piccolo candelabro alla chiesa da cui era stato strappato, riportare quindi al nucleo più profondo, diciamo, dell'individualità di questo luogo, Falzè di Piave, un simbolo che ha un valore altissimo da parte di un vecchio combattente, anche a nome di molti altri combattenti che stavano sul fronte contro gli italiani. Portarlo qui in atto di riparazione quasi è stata una cosa veramente edificante, proprio nel senso più antico che è il termine, cioè che costruisce, può essere la base di molti ma molti altri passi in avanti nella comprensione tra Italia e Ungheria, che tra l'altro, guarda caso, si trovano anche oggi in due schieramenti politici opposti. Ecco, certo, non volentieri, perché l'Europa è una. Dopo Belluno, Venezia e Padova, ecco Vicenza, la città di Andrea Palladio che, da povero scalpellino, grazie a un mecenate di nome Trissino, diventò uno dei più grandi architetti della sua epoca, il 1500. Vicenza richiama altri nomi famosi: il Grappa, teatro di furiosi combattimenti nella Prima Guerra Mondiale, i Colli Iberici, l'Altopiano di Asiago, vuol dire anche Bassano, Marostica, Recoaro Terme, città famose nel Veneto. Vuol dire anche tolleranza? Cosa ne pensa dei lavoratori che vogliono venire a trovare lavoro qui nella nostra provincia? Niente contrario, se è bene accettabile, se è attività lavorativa, se è bene che faccia la qualità, perché non andiamo con niente all'estero. Se c'è lavoro possono lavorare benissimo, possono lavorare. Anche dare lavoro a tutti se potesse, a tutti. Certamente. Tu? Sì. Beh, dipende dalle caratteristiche che ha questo immigrato. Prima farei una prova e poi guarderei. Dipende se è abile o meno. Lasciamo Vicenza per entrare nella cronaca delle tradizioni che hanno nel mese di aprile come simbolo il fuoco. Fuoco per esorcizzare le disgrazie, come nel rogo della Vecia che abbiamo visto, oppure fuoco come simbolo di speranza, come quello che ha caratterizzato le cerimonie pasquali. Il fuoco, elemento trasformante, dà calore e luce, è indispensabile e insieme terribile. È l'immagine della divinità. Viene considerato la nostra quarta funzione, quella che è in contatto con l'inconscio. È il sabato santo, la Pasqua è vicina, è la notte della veglia. In tutte le chiese si ripetono riti suggestivi e carichi di significati universali. L'elemento fuoco sta a rappresentare il passaggio da uno stato di morte, di peccato, alla luce della salvezza. Siamo in una piccola chiesa di Treviso, uno dei tanti caratteristici luoghi di culto che rispecchiano il carattere semplice, genuino della gente, oltre che la fede, naturalmente. 30 ragazzi della scuola media faranno da padrini ad una creatura che chiede di entrare nella comunità cristiana. Sembra che il richiamo al trascendente sia tornato a fare breccia nel cuore dell'età verde. I simboli riprendono a parlare. Il fuoco racconta storie di rinascita, resurrezione. L'acqua parla di purificazione e rigenerazione. L'acqua che scorga dal Tempio, che scende giù dal Tempio del nostro Dio, e da chi giungerà quest'acqua, porterà... Acqua e fuoco insieme sono i due grandi principi, l'attivo e il passivo dell'universo.
Sono il Padre Cielo e la Madre Terra, necessari, anche se in conflitto tra loro, per la vita. Una vita nuova come quella di queste due creature appena entrate in una comunità in continua contrazione, perché, come si è già detto in un precedente servizio, le cicogne volano sempre più raramente. Nella parrocchia di Fiera è stata accesa una nuova fiamma. È alimentata dalla fiducia in un mondo migliore, in un futuro meno incerto. A tener vivo questo fuoco così prezioso sono stati chiamati, si è detto, i ragazzi delle scuole medie, che hanno rinnovato solennemente gli impegni battesimali. Una specie di battesimo in età della ragione, mentre le campane di tutte le chiese si scioglievano nella gloria della Pasqua. Una volta, a questo suono, ci si bagnava gli occhi. Siamo arrivati alla conclusione, è il momento dei saluti, degli arrivederci. Abbiamo lasciato per ultimo un servizio dedicato alle tenerezze degli innamorati. Parla di un boccolo di rosa donato come segno di affetto. Noi lo offriamo simbolicamente a tutti gli emigrati con questo servizio. San Valentino è la festa nazionale degli innamorati, la festa in cui le coppie si scambiano regali e gentilezze. C'è però una festa dell'amore tipicamente veneziana. Viene celebrata il giorno di San Marco. San Marco, protettore di Venezia, associato al leone con il libro, simbolo che figura nel gonfalone della regione, segno di potenza e cultura. Le caratteristiche della Serenissima nell'epoca d'oro. Molta acqua è passata sotto i ponti veneziani. San Marco oggi vigila su una città ancora viva, è vero, ma non troppo in salute. Per ridarle ossigeno, ecco che, come si è già sottolineato nei precedenti servizi, si rispolverano i libri dei ricordi, si recupera la memoria, i vecchi titoli tornano di moda, così pure le favole. Come la favola che si commemora nel giorno di San Marco, battezzata la festa del boccolo. Racconta di un innamorato di umile origine che si era invaghito niente meno che della figlia del doge, ma il giovane era troppo povero per pretendere di sposare la figlia del nobile veneziano. Così decise di partire per una crociata contro i turchi per conquistare gloria e fama. Se ne andò con il suo sogno d'amore. In battaglia fu ferito a morte. Ma prima di esalare l'ultimo respiro ebbe la forza di raccogliere una rosa che, macchiata del suo sangue, affidò al fedele scudiero affinché la portasse come pegno di eterno amore alla donna lontana. In questo giorno il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana organizza in centro storico a Venezia e sulla terraferma la distribuzione di un boccolo di rosa per gli innamorati. Con queste immagini di tenerezza e di amore chiudiamo il videogiornale, lanciando anche noi in tutti i paesi del mondo un simbolico boccolo di speranza. Migrazione, malattia, non è solo nostalgia dell'amare che la fiola senza farti tara al fiol. Migrazione all'ignoranza, migrazione alle paura di chi resta e non la cura del suo ben. Migrazione alle anemia del tuo sangue che va via, a dar anima quel corpo che non forza ma fervel. Migrazione chi subisse, migrazione chi che resta e non opera la testa per pensare. Migrazione alle cadena, migrazione alle condanna, le star qua e spettar la mano senza aver neanche signor. Migrazione alle miseria, migrazione cattiveria del foresto che ne ciuccia e non ne dà. Migrazione chi non sogna, migrazione chi non lo sa, forse in fondo per qualcosa della vita le chiama.
Migrazione chi non vede, migrazione chi che aspetta, gli altri vende la careta senza dar. Migrazione smentegarse, migrazione non impegnarse e lasciarsi andare in fondo senza mai cercare il sol. Migrazione chi non crede a qualcosa che ne liga e non sa quanta fatica le scampare.